Ora, a proposito di eccellenze gastronomiche, il viaggio con Fabio Ciafaloni tra tutte le bontà del Friuli Venezia Giulia. Vediamo. Il Friuli Venezia Giulia è una regione fortunata con una grande varietà, diciamo, di territorio, di paesaggi, e in questa varietà di territorio ovviamente nascono anche prodotti gastronomici che rispecchiano le caratteristiche del territorio. Abbiamo i prosciutti, ovviamente da quello più famoso di San Daniele, ma anche i prosciutti che nascono sul Carso. Uno dei prodotti principali di questa regione è proprio il vino. Ciao Massimo. Buongiorno Annalisa, ciao. Io sono una produttrice di vino nei colli orientali del Friuli, è una zona prediletta per i vini bianchi. Questa qua è la classica ponca, la Marna arenaria. Questa terra, la Ponca, è la ricchezza di questo territorio che dà in particolare al friulano la mineralità, la struttura, la longevità dei vini del Friuli che sono veramente di nicchia. Schioppettino di Prepotto, questo. Questo è lo schioppettino di Proporto, sì. Detto anche ribolla nera o Pocalze. Una caratteristica importante del Friuli Venezia Giulia, della viticoltura in particolare, è legato alle piccole famiglie che hanno portato avanti la tradizione, e questo ha consentito di avere una sorta di artigianalità sia nel mondo del vino sia in quello più ampio della gastronomia. Credo che i friulani, come le nostre vigne, che hanno delle radici profonde, siamo molto radicati anche noi. Per noi è un orgoglio che mia figlia prosegua la mia attività.